La coltura della patata è assai diffusa in Italia, con varietà e areali produttivi che ne connotano la tipicità e i diversi sapori che i terreni conferiscono al tubero. L'Emilia-Romagna ha diverse aree produttive con eccellenze come la patata DOP, oltre a produzioni come la selenella arricchita con il selenio. Ma convivono con questa ricca offerta anche coltivazioni di montagna come la patata di Montese, con marchio camerale Tradizioni Sapore di Modena, che si distingue dalle altre varietà presenti in commercio per il suo sapore, che deriva dalle caratteristiche dei terreni della zona di produzione, oltre all'elevata conservabilità. La zona di produzione della patata di Montese è rappresentata da parte del territorio dei comuni di Montese, Zocca, Gaggio Montano, Casteldaiano, frazione Querciola di Lisani in Belvedere, appartenente alle province di Modena e di Bologna, e con un'altitudine minima per la coltivazione di 600 metri sul livello del mare. Poi c'è anche la patata di Tolè nel bolognese, che può fregiarsi da quest'anno della DECO, ovvero denominazione comunale, un marchio riservato alle attività e alle produzioni agroalimentari tipiche. Tornando a valle troviamo la patata del Dipartimento del Panaro, anch'essa con marchio collettivo camerale di Modena, chiamata così perché prende il nome da un'antica divisione amministrativa in vigore dal 1797 al 1814, coincidente con la provincia di Modena. Questa patata è coltivata pertanto nei confini di tale ambito territoriale in diverse varietà culturali e con tecniche basate su pratiche tradizionali che risalgono agli inizi dell'Ottocento, ma che sono state adeguate al disciplinare di produzione integrata della regione Emilia-Romagna. Quella della patata è una filiera che è di circa 1 milione di quintali in tutta l'Emilia-Romagna in termini di volume. Parleremo di questo, parleremo appunto dell'intera filiera produttiva. Siamo in uno dei tanti stabilimenti, dei 9 stabilimenti dove viene confezionata anche la selenella. Comunque parleremo a 360 gradi di questo prodotto. Ne parliamo con il direttore del consorzio Selenella, ma anche con il presidente di Agripat, Vittorio Vitali. Buongiorno. Allora, noi siamo, dicevo prima, in uno degli stabilimenti dove viene confezionato il prodotto Selenella, che non è solo patata, ma è anche cipolla, ma ci sono anche altre, la filiera produttiva della patata è molto importante. Allora, Agripat è un consorzio che raggruppa i produttori di patate in Emilia-Romagna. Allora, 2 parole sul consorzio per poi arrivare a quelli che sono i volumi, che cosa esprime questo prodotto in termini generali in Emilia-Romagna. Allora, Agripat è una cooperativa dove ci sono dei produttori che sono associati, che possono essere o dei produttori singoli o dei produttori che sono associati tramite altre cooperative che sono socie di Agripat. Agripat, i produttori possono essere o dell'Emilia Romagna, ma possono essere anche di altri territori, e questo ne beneficia tutto il sistema. Questi produttori possono produrre o patata al selenio o patata DOP, che è tipica del bolognese, o altro tipo di patata che è filiera. Filiera che vuol dire che può rientrare nella commercializzazione dei marchi dei vari clienti, che normalmente possono essere certificati secondo i disciplinari della regione in cui viene prodotta la patata. Dicevo circa 1 milione di quintali che vengono prodotti nel territorio emiliano-romagnolo, poi c'è la patata di OP, la patata di Bologna. Questa cosa rappresenta in termini di volumi? Allora, la patata, diciamo che le patate sono o qualcosa in più di 1 milione di quintali prodotta nella regione Emilia-Romagna, e poi dopo la DOP dovrebbe rappresentare circa 150.000 quintali all'incirca, ed è la tipicità di un prodotto del territorio di Bologna. Deve essere prodotta solo all'interno di una area ben specifica e confezionato solo nella zona del Bologna, che quindi rappresenta la tipicità da diversi anni di questi territori. Poi ci sono diverse declinazioni della patata, veniamo alla patata selenella, patata al selenio. Ecco, questa invece che cosa vuol dire in termini di quantità? Che è un prodotto che non viene solamente in territorio regionale, ma anche un po' in tutta Italia, no? Quindi avete zone produttive non solo qua nell'area bolognese. Esatto, produciamo un po' in tutta Italia, nelle zone più principali di produzione in Italia. Produciamo inizialmente in Sicilia, in Puglia, nel Lazio e in Sardegna come per patate novelle, e poi ci spostiamo nel nord Italia, quindi Emilia Romagna, Veneto e l'Abruzzo, invece per la selenella classica, quella che stiamo confezionando in questo momento. Tutto il prodotto viene confezionato dai soci del consorzio, tutto in Emilia Romagna. Ecco Presidente, noi abbiamo parlato di queste declinazioni, poi ci sono le varie peculiarità anche di questo territorio.
mi riferisco alla patata di Montese che ha un proprio marchio camerale, come anche la patata di Montè, insomma sono zone, diciamo, fra virgolette di nicchia, ma che il consumatore conosce e apprezza. Sì, perché comunque sono prodotti che rappresentano la tipicità anche di piccole aree che permettono di avere un prodotto con certe caratteristiche organolettiche che poi vengono apprezzate dal consumatore. Poi l'identificazione territoriale è sempre un plus aggiuntivo che permette di dire io ho comprato quello perché so che quel prodotto esprime quelle caratteristiche. Allora, qua il prodotto, diciamo, siamo quasi a conclusione di campagna, anzi, per la verità, il prodotto di pianura è già stato raccolto, resta quello di montagna. Che cosa avviene quando arriva nello stabilimento il beans con dentro le patate? Quindi ci subisce un processo di lavorazione, no, all'interno dello stabilimento. Chiaramente prima viene catalogato le varietà, viene etichettato in beans e poi viene stoccato nelle celle frigorifere. Dopodiché, in base agli ordini e alle quantità di prodotto che viene confezionato, dalle celle frigorifere viene portato via il prodotto e viene messo in linea di lavorazione dove c'è prima una calibratura, cioè prima un lavaggio, poi una calibratura e poi successivamente il confezionamento. Quindi è un processo abbastanza complicato che è uguale un po' in tutti gli stabilimenti dei soci del consorzio. Quindi qua la meccanizzazione è importante perché quando viene lavata, ma c'è anche una fase manuale dove comunque le cernitrici scelgono il prodotto. Sì, inizialmente c'è una selezionatrice ottica che diciamo che elimina le patate con dei difetti evidenti, poi dopo c'è una linea di cernita dove delle operatrici controllano le patate solo per avere delle patate perfette in confezionamento. Ecco, poi si arriva dove siamo qua adesso, dove viene insacchettato, dove viene confezionato. Esatto. Questa qui è la parte finale, viene insacchettata e così viene poi spedita ai supermercati. Ecco, Presidente, noi siamo autosufficienti in termini di produzione di patate in Italia? No, noi non siamo autosufficienti, infatti adesso se ricordo bene l'Italia importa molto prodotto, soprattutto dalla Francia, dalla Germania, dai Paesi Bassi, perché non siamo autosufficienti, sia da un punto di vista di produzione da fresco, sia per produzione per prodotto trasformato. Quindi questo significa che diciamo, avrebbe delle potenzialità l'Italia per produrre? Teoricamente sì, chiaramente gli spazi per poter vendere il prodotto italiano ci sono, i consumatori italiani prediligono il prodotto italiano, questo siamo abbastanza sicuri di questo, e quindi teoricamente gli spazi per produrre, per avere più produzione l'abbiamo. È chiaro che la concorrenza straniera è molto forte, loro hanno dei costi produttivi più bassi rispetto ai nostri e quindi è chiaro che è una concorrenza molto, molto aggressiva. Quindi bisogna puntare sulla differenziazione, sulla qualità, come ad esempio Selenelli in questo Sì, caso. è quello che stiamo un po' facendo da diversi anni, quindi è chiaro che per fortuna i nostri precursori una ventina di anni fa abbiamo iniziato a lavorare sulla valorizzazione, quindi sulla differenziazione e questo ci sta premiando. Noi abbiamo parlato di patata, ma anche la cipolla al selenio è un prodotto, diciamo, di nicchia che dà un valore aggiunto, ha un ortaggio che di per sé stesso non è, diciamo, è indifferenziato, invece così lo si caratterizza. Sì, esatto, noi da diversi anni che stiamo facendo la cipolla al selenio, ultimamente non è proprio più di nicchia, quindi stiamo aumentando le quantità, dobbiamo ancora lavorare su questo aspetto, ma siamo abbastanza fiduciosi che stiamo aumentando la quantità di prodotto venduto, quindi siamo abbastanza soddisfatti da questo aspetto. Noi vediamo questo prodotto che viene confezionato e va nei supermercati in generale, no? Poi c'è un prodotto invece che va alla trasformazione, Presidente. Sì, può essere un prodotto che serve per la quarta gamma, che serve per fare del cubettato, che normalmente si utilizza un prodotto che qui sarebbe un prodotto da industria, invece mandarlo alla trasformazione si recupera per fare del cubettato che serve per fare il minestrone, ad esempio, quarta gamma. Oppure c'è un prodotto da industria che serve per fare le chips piuttosto che prodotti di largo consumo. Questa è, diciamo, percentualmente quanto va all'industria questo prodotto rispetto al consumo freddo? Allora, nel caso quello che viene trasformato quarta gamma, quindi quello che viene cubettato, potrebbe essere a seconda delle annate da un 5 a un 10% dello scarto che si fa in lavorazione durante il confezionamento del fresco. Per quello che riguarda invece il prodotto trasformato da chips, in quel caso lì è un prodotto che si fanno dei programmi che vanno al di fuori del fresco, che è una percentuale molto più alta. Acinelli, ma la selenella diventa anche patatina o solo per un consumo fresco?
No, abbiamo anche una piccola linea di gnocchi che li facciamo fare a un'industria di trasformazione, quindi abbiamo cercato di segmentare, quindi abbiamo anche i gnocchi Selenella. Sono una piccola quantità, però è interessante. Quindi il consumatore cerca queste, diciamo, produzioni, o quantomeno cerca anche la salubrità nel prodotto. Assolutamente Visto sì. questo valore nutraceutico che dà la Selenella in questo caso. Sì, il consumatore è molto attento all'aspetto del Selenella, è molto attento al prodotto italiano perché noi garantiamo 100% italiano, quindi questo è un altro valore importantissimo per noi. E l'altro aspetto molto importante è che il Selenella, i soci sono molto dei produttori, quindi è chiaro anche questo aspetto, quindi dietro alla marca Selenella c'è una base produttiva molto importante. Riguardo invece l'aspetto produttivo, Presidente, negli ultimi anni ci sono alcune patologie, ma soprattutto dei parassiti che minacciano la produzione di patate. Questo è un elemento che porta alla contrazione produttiva? Sì, negli ultimi anni, diversi anni, comunque si sviluppano delle malattie, soprattutto di insetti. Qui nel Molognese, ma in tutto il territorio nazionale, c'è il problema degli arateridi, che è un insetto che fora la patata. Poi ci sono altre malattie, ad esempio nel Ferrarese stanno venendo fuori più che malattie un'erbe che si chiama Cyperus, che si sviluppa e non fa altro che forare anche questa la patata. Tutto questo crea dei prodotti di scarto, quindi delle rese durante gli scavi inferiore oppure durante la lavorazione inferiore. E questo è un deterrente per chi vuol far patate nel far degli altri, perché la resa è inferiore. E il problema è che ad oggi ci sono sempre meno molecole per la difesa della patata. Beh, insomma, abbiamo parlato un po' a 360 gradi di questo prodotto e grazie ad Accinelli, grazie al Presidente dell'Italia, noi ci fermiamo per un po' di informazione pubblicitaria.